buon pomeriggio a tutti, dalla Sardegna al Friuli Venezia Giulia, al nord Italia, a tutta l'Italia, alla Russia, alla Romania, all'Ucraina, a tutti quanti che ci seguono da tutti i posti. Ora non ricordo esattamente, però salutiamo tutti con piacere, vi ringraziamo perché ci seguite sempre, anche se non in diretta, perché magari adesso a quest'ora avete altro da fare. Poi sinceramente oggi non ho dato l'annuncio, non l'ho detto a nessuno che mi sarei collegata, anche perché ho un po' di sinusite, non sto tanto bene, però grazie al miele Gigi Nardini, che salutiamo, grazie al miele di Gigi Nardini sto guarendo, ed è proprio vero, perché esiste un miele che ha inventato proprio lui, a base di miele e pappa reale, è eccezionale. Poi ve lo farò conoscere, adesso in questo momento non ce l'ho giù in cucina. È eccezionale, io mi sto curando con quello e anche col miele di castagno, che a me piace particolarmente. Poi devo dire che i prezzi sono ottimi, perché se si acquista miele, io ne consumo generalmente tantissimo, almeno 6 cucchiaini al giorno, quindi ho preso 60 euro di miele e non ho pagato la spedizione. Poi ovviamente se uno ne consuma meno si può mettere d'accordo con i vicini di casa, con i parenti, e ordinate il miele e non pagate la spedizione. E devo dire che non pagando la spedizione i prezzi sono inferiori rispetto alla Sardegna. Purtroppo apicoltori sardi, datevi una regolata, perché qui il miele costa tantissimo. Non ho capito perché non deve fare nessun viaggio, Nardini paga anche le spese di spedizione e ce lo fa arrivare a casa ad un prezzo molto buono. Poi vi dirò tutto nei minimi dettagli più avanti, vi dirò. Ora passiamo ad un brano, infatti ho scritto il titolo molto bello, anzi prima di iniziare iscrivetevi ai nostri canali YouTube, Maurizio Gastaldi, Veronica Pisano, scritto anche in cirillico. Poi volevo dirvi che a febbraio saremo a Sanremo, ormai è sicuro saremo a Sanremo, forse faremo una live, forse registreremo così. In ogni caso questo ricordo lo immortaleremo nei nostri canali YouTube, quindi seguiteci anche nei social, seguiteci. E ora veniamo a noi con un brano tradizionale sardo, Mortigando Bolis. Vai Maurizio! Mortigando bolis, beni bigamindi, non mi lessi spruso il suo mondo appena non ti pescare, sciastare, guardare indi, e non facciaste manco, te mi indivigai. E me se custa appena poca mindi, o sarà mi tutto, lasciami ispirai. Lasciami ispirai, chi morgiu contento, non mi pirai in questa malattia. Morti cammindia su proprio momento, ti segui spettenti, tu non sei sveglia. Questa vita mia non ci è più scura, senza le paura morti per i grasi. E si prometto ma si late non mancai. Late non mancai, fai tu po'
poco, molti non ti stenti sì. Su primo saluto a filus e mulleri, a papu e a mamma, a fratelli e parenti, a tutti i viventi chi punti in sa terra, morti bene in terra minsa sepoltura, a povera in figura piccoli la sai, piccoli la sai, morti po' dispetto come in timor pesci di Donia Meggiano. Su proprio mi scuriga da prostrao in su letto, chitta chitto ramo di una morta forte e sano. Cali cristiano disigia da morri, come in te una sorridizia chi vengas. Brus non ti tengas, lascia su brullai. La caramella è la caramella che devo tenere in bocca. Mi dispiace, non la sputo perché, ripeto, ho problemi oggi. Ecco, e non ho finito, voglio cantare un'altra canzone adesso. Nel frattempo vi ricordo Radio Bonaria col giornalista Silvio Cherchi. Io e Maurizio abbiamo diverse trasmissioni in atto, soprattutto Canzoni di Sardegna, una delle trasmissioni sarde più seguite, quindi seguiteci su Radio Bonaria. Radio Bonaria è in prossimità del Natale, andremo in onda con un'altra piccola, non è neanche una trasmissione, una puntata dedicata al Natale, molto breve ma molto intensa, molto carina, che parla delle leggende sarde antiche, molto interessante, riguardanti il Natale ovviamente, dell'importanza della donna. Poi lo scoprirete seguendo la puntata. Ora prendo un brano. Ecco, voglio salutare Pier Riccardo Di Girolamo, sua moglie Marinella S, ovviamente Gigi Nardini, Nicoletta Vitale, la salutiamo. E ora prendo un brano in russo. Voi sapete, ecco, oggi mi ha fermato una nostra fan, scusate, prima di prendere la canzone voglio dirvi una cosa. Oggi mi ha fermato una nostra fan che salutiamo, però non posso dire il nome perché devo dire cosa mi ha detto, quindi si dice il peccato ma non il peccatore. La prossima volta la saluteremo perché non faremo la spia. Ecco. Questa nostra fan che ci segue sempre ha chiesto: ma perché non vi esibite più nei locali? Ecco, e le ho detto: perché non mi fanno cantare in lingua russa, quindi a casa mia qua faccio quel che voglio e adesso me la canto e la dedichiamo a chi ci segue dalla Russia, in particolar modo a Vladimir, che salutiamo. Prima venivamo seguiti anche da delle persone ucraine che sono sparite, prima mi hanno attaccata e poi sono spariti. Ecco, qui si vede proprio il comportamento loro. Questa è musica. Я ненавижу conflitti. Adesso prendo una canzone in russo, tradizionale sarda, tradotta in russo, e ce la cantiamo perché noi odiamo i conflitti e non ce ne frega niente dei conflitti. Noi viviamo nella pace, ci piace vivere nella pace, in tranquillità. Ecco, forse. No.
non Pizzineddu. Adesso vediamo insieme. Allora, queste sono quelle di Maurizio Castaldi. No, volevo farne un'altra più allegra. Io penso Mili Naneddu, se la trovo subito. Allora, i tac. Loro invece di dire allora dicono i tac, tac. Io ho creato qui un mio ambiente dove posso cantare proprio quello che mi pare in pace. Noi siamo un po' come la Svizzera, anzi più pacifici anche della Svizzera, perché la Svizzera ha tutte le armi, se viene attaccata si difende anche. Noi armi non ne abbiamo, quindi siamo anche più pacifici della Svizzera, Scusate un attimo. Qui c'è una candela accesa, ecco, la sposto un pochino perché sento calore. Ecco qua. Bevo un sorso d'acqua e iniziamo. Questo è un brano tradizionale sardo, Naneddu meu in sardo, tradotto in russo Mili Naneddu. Veronica Pisano e Maurizio Castaldi cantano la Sardegna in lingua russa. Si continua questo progetto, si continua. Vai Maurizio, Mili Naneddu, Naneddu meu. Capotasto all'1 però, Sì. Позора, город сковаль, как собак без призора. Толпы зевают, молятся в небо. Люди мечтают о корочке хлеба, а голодавший хлеб и каштаны мы заедаем землей с желудями, этой землей, что нас унижает, бедных без пищи людей оставляет. Мы у фонтана, будто в ловушке, муча и жажда, мы словно лягушки. Тот голос страшен, что не прощает, что на пороге на всех ожидает. Те 30 флагов, что на себя взяли оттенки багрового вина. Как только сисят, как уберут, больше пьянчук среди нас не найдут. Мили Naneddu, мир наш таков, не проб и не будет, как прежде. Нет тирании, время позора, город сковал, как собак без призора. Толпы зевают, молятся в небо, люди мечтают о корочке хлеба. La trallallera sarda, capotasto all'1, Majevo Parnișcu,
tradotta in russo e poi chiudiamo questa live. Chiudiamo perché come vedete sono tutta tappata e non riesco a cantare. Ma его парнишку щедри называют, когда не найду его, беситься начинаю. Тра-ла-лера, лера, лера, ла, лера, тра-ла-лера, лера, лера, ла-ла. Ах, рикота, солоновата, а в парнишке нам загорит солнце виновата. Tra-la-lera, lera, lera, la, lera, tra-la-lera, lera, lera, la, la. Бедано обикруси, зависть до трясучки, сочные блестящие, иди ко мне на ручки. Тра-ла-лера, лера, лера, ла, лера, тра-ла-лера, лера, лера, ла, ла. Позволь пройти скорее, прекрасная ты речка, остаться я не смею, не находи сердечко. Тра-ла-лера, лера, лера, ла, лера, тра-ла-лера, лера, лера, ла, ла. Tra-la-lera, lera, lera, la, lera, tra-la-lera, lera, lera, la, la. Bene, e questa canzone pensate che la cantano sempre, scusate non sto tanto bene, la cantano sempre alla festa di Sant'Efisio. Io ricordo anche da bambina, ma anche Maurizio si ricorda quando era bambino, tutti i carri cantano la trallallera in diverse lingue della Sardegna. A me piace chiamarle lingue, non dialetti, perché la Sardegna conserva delle stratificazioni storiche non indifferenti, e quindi sono lingue, non sono dialetti. Per me non sono dialetti assolutamente. I dialetti sono quelli italiani, ma noi sì, siamo italiani, ma un po' particolari, diciamo, più antichi. Questa è una terra molto antica. Penso che nessuno storico potrà mai studiare abbastanza la Sardegna, se non un sardo che ci vive da tanti anni e la studia veramente e la vive. Quindi questa canzone è proprio la canzone che rappresenta la Sardegna, secondo me. Molti dicono non posso riposare, forse è nata dopo. La trallallera io penso sia nata prima. La trallallera è nata prima di Non posso riposare, perché Non posso riposare ha anche un autore. La trallallera non ce l'ha. È un canto spontaneo, ecco. Quindi averlo tradotto in lingua russa mi fa tanto piacere. Voi vi chiederete perché proprio in lingua russa. In lingua russa l'ho fatta tradurre e la canto con piacere perché è una lingua che studio da 5 anni, mi piace moltissimo e continuerò a studiarla perché come l'italiano non ha fine lo studio, no? Di una lingua. C'è tanto da studiare, è una lingua bellissima che continuerò ad alimentare. Ciao Pier Riccardo Di Girolamo e sua moglie Marinella S ti saluta Pier Riccardo. Ciao. Maurizio. Bene, per questo video è tutto, vi diamo appuntamento al prossimo. Grazie per averci ascoltati, anche se non stavo tanto bene. Grazie per il like, grazie.